Partiti, partite, no, partite, tutto in regola con le due atlete del gruppo Cosmo di Noale ed è Turrin davanti a Zampieri, questa volta Turrin. Partita la prima batteria con Zambon, Tonon, Jacopo, Baretta e Capozza. E sono i due atleti di Rovigo, Zambon e gliela fa, Baretta. Batteria che ha preso il via con Gorin e Stella. In testa Tonon va a caccia di una seconda posizione ed è Gorin e Stella. Partita la prima batteria, Andretta, Chinellato, Vecchiato, Diop ed è Andretta seguita da Chinellato, le prime due in finale. E Chinellato. Partita la seconda batteria. Chinellato, Bortolotto. No, questa. Ed è Chinellato davanti a Bortolotto. Partita la batteria che è Bragiotto che si porta in testa, seguito da Milano. Eccoli all'arrivo, i primi due finalisti sono Bragiotto e Milano. Seconda batteria. Partita anche la seconda batteria con l'atleta del gruppo Cosmo Noale, Scattolin in testa, seguito da Calzavara. Ed è Scattolin davanti a Calzavara. Gli altri due. Prende il via regolarmente questa finale dell'R12 femmine 200 metri sprint con l'atleta del gruppo Cosmo Noale in testa ed è con le sue trecce Margherita Turrin che va a chiudere davanti a Paolotti e poi l'altra atleta del gruppo Cosmo. Partita la finale R12 con Zambon davanti a Gorin ed è Zambon davanti a Gorin, poi Bravo Davide! Errata corrige, mi sono lasciato influenzare dalle trecce, la vincitrice dell'R12 è Zampieri, non Turrin. Chiedo venia, intanto è partita la finale delle ragazze femmine dove Andretta mette la firma, vediamo dietro di lei chi arriva seconda ed è la numero 80
Bortolotto. Partita finale con Calzavara davanti a Bragiotto ora all'esterno attacca ed è Bragiotto che si porta in testa con Calzavara. Bragiotto e poi